l'uso di auto blu da parte dei consiglieri regionali e degli assessori di giunta e di presidenza. Si tratta di 13 nuove fiammanti BMW da oltre 2000 di cilindrata per un costo complessivo all'anno di circa 300.000 euro. Ce ne parla Davide Sciachitano. 13 BMW di oltre 2000 cm3 di cilindrata dotate di ogni comfort e accessori per un totale di circa 300.000 euro l'anno di canone di leasing per un contratto di 24 mesi stipulato con Consip di Roma nel marzo del 2011. Le nuove automobili del parco auto blu della regione Friuli Venezia Giulia vanno a sostituire le vecchie Audi che la regione aveva avuto sempre attraverso il Consip di Roma per 2 anni con un costo nettamente inferiore. Le nuove BMW arrivano dopo che la regione aveva verificato la disponibilità di autovetture per consiglieri, assessori e presidente nella primavera di un anno fa in vista della scadenza del contratto che aveva termine il 31 dicembre. Da Roma, dal centro acquisti beni per le amministrazioni pubbliche, erano arrivate 2 proposte. Da un lato Ford Mondeo 1600 con un costo di canone netto mensile di leasing di poco superiore ai 1.000 euro e dall'altro l'offerta di BMW blu presidenziali a 1.948 euro mensili l'una. La regione ha optato per le BMW ritenendo la Mondeo non degna del servizio che avrebbe dovuto svolgere, snobbando anche il risparmio dei costi di leasing. La Ford Mondeo è attualmente in uso a Città del Vaticano e in molti servizi ministeriali e statali. Del tutto esclusa invece la procedura di gara fra ditte private. Regolare essersi dotati di auto di cilindrata oltre 2000, visto che il contratto è stato stipulato dalla Regione a marzo 2001, mentre il decreto taglia spese che impone 1600 cm3 di cilindrata per auto blu è entrato in vigore solo a luglio 2011. Ai costi del canone di leasing vanno ovviamente aggiunti quelli dei consumi e degli stipendi degli autisti per un totale difficilmente calcolabile ma che sfiora i 600-700.000 euro l'anno. E